Ero una bambina, quindi per me era un gioco sicuramente, e anche le frasi che dovevo dire, le battute, mi venivano dette al momento da Antonioni, mi diceva vai lì, fai così, cioè non è che io dovevo studiare copioni o cose di questo genere. Ed è stato tutto molto bello. Beh, alcuni episodi veramente quelli piacevolissimi. Un po' meno simpatica era stare nel freddo, nel fango, perché tutto è stato girato sugli argini, in queste case in golena, quindi freddo, però l'esperienza era piacevole, divertente. A Francolino, quando c'è la scena, quella scena lunga dove mio padre prende a sberle mia madre nella piazza, è stata una scena veramente drammatica e lì c'erano i curiosi perché sono usciti tutti dall'osteria, c'erano sti vecchietti col tabarro, col sigaro in bocca, il cappello in testa che guardavano cosa stava succedendo nella pubblica piazza. Anche perché proprio in quell'occasione lì già c'era la nebbia, perché insomma da noi la nebbia, e coi candelotti fumogeni ne avevano fatta molta di più, perché doveva esserci ancora più nebbia. E io guardavo, dicevo, ma non basta la nebbia che c'era. Quando sono stati girati i film nel Delta si è molto tenuto conto dell'aspetto della flora, della fauna, l'acqua, che ovviamente è il filo costante, della vita della gente che vive in quella situazione, perché non è facile vivere in quelle situazioni, in quei territori. Quando parlavano di raccoglitori delle canne, dei pescatori, era più facile descriverla, adesso vabbè, la vita è diversa. Sì, forse di alcune comunità, soprattutto quelle di certi piccoli borghi, frazioni, quelle un po' più isolate, quelle che avevano più difficoltà anche di trasporti, anche di socializzare con le altre. Una persona squisita, veramente un signore. Io l'ho visto raramente arrabbiarsi, lì ne aveva dei motivi perché tutto dipendeva ovviamente dal regista. E lo vedevo scaldarsi un po', diciamo, nel senso che il tono era un po' più. Quando parlava col produttore, perché il produttore veniva spesso e i tempi si dilatavano e il produttore non era evidentemente contentissimo perché le spese sicuramente aumentavano. E poi un po' quando parlava con l'attore americano, col suo bel bicchierone di whisky già la mattina, non era tè, era proprio whisky. Aveva il suo modo di recitare, lui veniva dal cinema d'azione americano, per lui penso fosse anche difficile entrare nella mentalità e lì avevano un po' di discussione, ma penso proprio dal punto di vista del lavoro. Poi l'ho visto arrabbiarsi invece molto, e forse aveva anche ragione, con la censura. La censura che ha fatto dei tagli, poi la stampa lo riportava già da allora. Lui a un certo punto, mi ricordo, l'ho proprio sentito io dire questo non è il mio film, io non lo voglio firmare. Gli facevano dei tagli in parti che lui non condivideva assolutamente. È stato molto tagliato. Con Alida Valli, devo dire, era un attimo più comunicativo. Lei è venuta subito, quando abbiamo iniziato a girare, lei è stata lì 15 giorni, ha fatto le sue scene tutte, perché poi il cinema è così, no? Cominci dall'ultima scena, e quindi tutto doveva funzionare perché comunque poi lei non ci sarebbe stata. Lui ti diceva cosa fare, non solo a me, anche agli altri attori. Al momento ti diceva fai così, perché prendeva anche molti attori dal posto. Alcune figure che si vedono anche in questo film sono abitanti del luogo, gli faceva fare una comparsata, doveva dire due battute. Poi per il resto, quando parlava con me, vabbè, non era un tipo molto espansivo, ecco, era un tipo un po' riservato, così, però gentilissimo. Poi l'ho conosciuto un po' di più perché dopo, quando siamo andati a fare il doppiaggio, allora lì siamo stati un mese in questa sala di doppiaggio, eravamo lì tutti i giorni e quindi avevo occasione di conoscerlo di più. Infatti mi ha dato un bel ceffone.
che non mi aspettavo sinceramente da un signore così gentile con me. Dopo mi ha regalato una scatola di cioccolatini e mi ha fatto accompagnare allo zoo, che era un mio grande desiderio, con la macchina della produzione il giorno dopo, come ricompensa. Che quando devi fare il doppiaggio, che per me ovviamente era una cosa nuova, sì, devi dire le battute seguendo il labiale, i tempi, le pause giuste, però quando è ora di piangere, di fregnare, che non ti viene, io non ero un'attrice, quindi bambina che insomma, non gli veniva da piangere, gli veniva da ridere. E allora hanno dovuto interrompere 2 o 3 volte. E allora lui ha pensato bene di prendermi di sorpresa con un bel ceffone e io ho pianto, è andato tutto bene. E c'era Michelangelo Antonioni e non mi ricordo se c'era Ennio De Concini, che era uno degli sceneggiatori, o un altro, perché erano in 3-4 che avevano fatto la sceneggiatura. E stavano visionando i posti dove dovevano girare, perché doveva essere girato a Porto Tolle. Ha detto a mia mamma, che mi stava pettinando, io avevo le trecce, di lasciar stare, di lasciarmi i capelli sciolti, se poteva farmi delle foto, allora mi hanno puntato delle luci, e ha spiegato che dovevano girare per 3-4 giorni in paese e che comunque ha detto: signora, non si faccia, mi ricordo ancora le parole, non si faccia illusioni signora, perché a Roma, a Cinecittà, abbiamo rovinato 2000 bambine. 10 giorni dopo è arrivato un telegramma, partire, bambina è stata prescelta, partire, siamo andati a Ferrara, sono andata con papà. Nel frattempo non si girava più a Porto Tolle perché il Po non permetteva, e dopo siamo finiti però fino a Cervia, dove c'erano le saline, anche se si mantenevano i nomi delle località del Polesine perché la sceneggiatura era stata scritta così. Mia mamma era proprio una piccole donne, 800, e si è mantenuta così fino alla fine. Quindi lei ha guardato 3 uomini in casa, una donna sola con una bambina, si può immaginare. Cioè a raccontarlo viene da ridere a me che mi rivedo in quella giornata lì. Ha lasciato che facesse queste fotografie e poi dopo quando è venuto a casa papà ha detto perché no? Perché anche a mio papà piaceva il cinema, infatti andavamo io e papà al cinema. Ha detto, beh, per 3-4 giorni, un'esperienza. Lui era andato a vedere che giravano La donna del fiume, aveva visto. Quindi, quando poi è arrivato sto telegramma, siamo partiti, sempre con i 3-4 giorni, che sono diventati 3 mesi, più un mese per il doppiaggio. E dopo siamo andati al Festival di Venezia. Siamo andati a Venezia a settembre, di pomeriggio, proiezioni di pomeriggio. L'unica invitata ero io, del cast. Ci sono 2 carabinieri sulla porta perché il film era vietato ai minori di 12 anni, perché c'è un bacio. Allora non mi vogliono far entrare. E io avevo 9 anni. Non c'è verso. È uscito Antonioni, sono andati a chiamarlo perché io mi aspettavano, ero in prima fila seduta vicino a Paolo Stoppa, mi ricordo, ero seduta. È venuto fuori Antonioni e ha detto, ma la bambina l'ha visto tante volte il film. Beh, credo che abbia fatto un lavoro enorme, perché la diversità dei film che ha girato ha toccato tanti temi e c'è sicuramente un filo rosso che unisce, perché il tema della incomunicabilità che lui portava avanti anche quando forse non era ancora ben chiara, non era ben capita da chi non era addetto ai lavori, credo che quello si veda sempre. Certo che ha toccato tanti temi.